queste case che vorrebbero che l'Hotel Paradiso fosse un paradiso, ma non per 60 sbarcati finti profughi, e quindi la nostra battaglia è quella per un po' di normalità, un po' di tranquillità, perché la sicurezza viene prima di tutto. Tu puoi avere 10 milioni di euro, ma se non sei tranquillo quando sei a casa, quando sei in ufficio, quando sei in azienda, quando sei per strada, i tuoi 10 milioni di euro non contano. A parte il fatto che Renzi te li ha già ciulati 10 milioni di euro, no? Anche se non è riuscito a portarteli via, non riesci. Quindi cose normali, noi proponiamo cose normali. Sulla legittima difesa c'è una legge della Lega ferma in Parlamento dal 18 febbraio, qui non dall'altro ieri, però Renzi non ha tempo perché prima ci sono le adozioni gay, lo ius soli e quelle robe lì. C'è la proposta della Lega che è di una riga, cioè non è un trattatello di giurisprudenza, è una riga e cambia l'articolo del codice penale e dice che la legittima difesa è sempre legittima difesa, punto, perché non c'è eccesso di legittima difesa. Se entri in casa mia, nel mio negozio, nella mia azienda, nella mia farmacia, nel mio taxi, sai quello che rischi, fa parte del mestiere del rapinatore, del ladro, quindi è una legge di una riga, questo è. Poi vediamo di farcela. Mi diceva prima collega giornalista che il vescovo di Padova invita i padovani ad aprire le porte di casa loro nel nome della microaccoglienza, cioè un immigrato a casa di ogni padovano, ma vedendo quello che sta uscendo adesso dal Vaticano, più che chiedere ai padovani di aprire il loro monolocale, potrebbero aprire i loro attici in Vaticano, che ce ne sta qualcuno in più probabilmente. Quindi, no, vabbè, ognuno ha la sua sensibilità. E adesso poi andiamo a visitare l'Hotel Paradiso, che è una delle centinaia di casi in Italia. Ripeto, io non sono qua a Noventa a dire scegliete noi e non arriverà più nessuno, non ci sarà più una rapina, non ci sarà più un furto, per carità di Dio. Questo è impossibile da garantire. Ma fra il non arriverà più nessuno e l'arrivano 200.000 alla volta c'è anche una via di mezzo. Chi scappa davvero dalla guerra, ed è una minoranza, deve essere accolto con tutti i sacri crismi, ma la maggioranza che non scappa da nessuna guerra dovrebbe essere riportata a casa sua nell'arco di 15 giorni. Questo è, e soprattutto perché nessuno fa niente per andare alla radice del problema. Questi scappano dalla Siria e dalla Libia, che sono controllati dai terroristi islamici dell'ISIS. Ebbene, invece di dormire, invece di giocare alla guerra contro la Russia, tu devi andare a sterminare l'ISIS in Siria e in Libia, ma non con le margheritine, ma con qualcosa di diverso, perché Renzi dice bisogna usare la soluzione diplomatica con l'ISIS. Manda Alfano, vediamo se riesce a convincerli lui, non so, magari manda la Boldrini, Questo è, quindi non siamo a promettere il paradiso in terra, però siamo a promettere una Noventa un po' più tranquilla, un po' più normale. Poi, e chiudo, vai a leggere la legge di stabilità del governo Renzi, la stiamo leggendo, mi è arrivata stamattina l'informazione, adesso andiamo, perché un conto è il fenomeno Renzi che va al TG1, va a fare il tweet, meno tasse per tutti, una figata, soldi per tutti. Poi vai a leggere e pare che leggendo riga per riga la legge di stabilità, sul comparto sicurezza, ordine pubblico e quindi libertà dei cittadini, tagliano altri 500 milioni di euro. E quindi in un momento di crisi come questo, tagliare altro $500 miliardi alla voce sicurezza è un attentato per i cittadini per bene che come Hermes, con cui abbiamo cenato non più tardi di 10 giorni fa, ecco Hermes, ce lo diciamo sottovoce senza ipocrisia, è un omicidio di Stato, perché se ci fosse uno Stato serio non sarebbe morto. Questo è, e chiudo. Il mio impegno è esserci fino a che non ce l'avremo fatta, ma non vincere per mandare a casa Renzi, tornare al governo e poi sedersi. Vincere e cambiare le cose. Ad esempio, cambiare le cose significa mandare a lavorare e licenziare tutti i 100 prefetti che ci sono in Italia che non servono a questo è l'impegno che ci prendiamo. Non perché lo vuole un leghista, razzista, sessista, omofobo, islamofobo, fascista, nazista, eccetera, eccetera, eccetera,
ma perché lo chiedeva Luigi Einaudi nel 1943, che diceva laddove c'è il prefetto non c'è democrazia. Quindi noi applicheremo semplicemente la lettera di un padre fondatore come Luigi Einaudi, e la prefetta di Padova dovrà trovarsi un altro mestiere, quindi non penso che farà fatica a trovarlo. Grazie a tutti e ci vediamo domenica a Bologna.